Perfetto, mentre il TG1 parlano della terra, effetti climatici che vedranno forse i nostri figli, che non avremo perché non ce li possiamo permettere, finalmente siamo arrivati al momento fatidico della cottura. E Marco Geo Lynch, con la sua teoria del risotto, del rapporto riso-acqua condimento ideale, che non rivela perché altrimenti è un segreto istruttorio, sta mescolando il pisto, o come si dice, non lo sappiamo, non siamo proprio del mantovani, e là sta bollendo l'acqua pronta per almeno un 7 etti di riso, e siamo 1, 2, 3, 4. Naturalmente voi ne vedete 3, ma c'è anche quello che sta riprendendo che non vedete. Il mod si sta sfamando con delle fette di salame dell'Eurospin, infatti lo provano i grissini che trovate esattamente lì, non vi fidate, eccolo qui la marca, bella vista, eventualmente olive, affettatrice se non è sufficiente la quantità, perché sennò che saltavano addosso al riso, cioè non era neanche ancora pronto, e aveva una fame da cortese, e quindi non l'avremmo mai fatta. Finito il TG1, Geo Lynch, un consiglio per la cottura, 1. Ragazzi, se date un consiglio per la cottura, che ti svela gran parte della formula. Quindi nulla, non trapela niente. Guarda, mi rimanderei tutto il risultato finale. Sì, un motivo per cui non c'è il piccolo Tommy? Tommy cena con i suoi. Non doveva neanche andare a Morose. Che poi è strano perché la Morosa è una, però si dice andare a Morose. Esatto, quindi non che comprende 2 persone. Dall'antico. Mod, dici solo se hai delle buone aspettative su questo riso o se sei... No, però mi magno, perché ho fame, quindi magno. Ma ti è trovato il cuore da qualche parte, voglio la prima volta. Tu devi sperimentarti, avete della prova da solo, con da caglia. Beh, mi sembra buono da fare la pasta asciutta, per cui corro potrei essere anche beh, dalla pasta asciutta al risotto. Anche una cosa, per quello che pioppo la passa a mano, perché nell'ultimo risotto che l'ho fatto. Bene, siamo nel dilemma del momento, abbiamo pronto il condimento, quello lì è stato cotto per un 6 minuti, sì, inizialmente, dopo abbiamo deciso di cambiare, ma teniamo il segreto, il modo non è molto convinto. Fate il momento, ragazzi, di abbassare la fiamma. Stiamo svelando troppe cose, cioè i mantovani in questo momento ci stanno odiando perché da girare questo qua, in senso così le stai alzando come un forsennato, dall'altra parte no, te l'hai smorzata perfettamente, no, vai giù, ecco, così è il minimo, ecco. Oh, bene, ora l'ultima mischiata, l'ultima menata. Secondo me a Ostiglia si saranno messi le mani nei capelli. Da qualche altra parte. Perfetto. No. Direi che è perfettamente pronto a ricevere questo condimento qui. Aiutati con il mescolone. Esatto, qua possiamo anche spegnerlo. Sì. Un momento sacro della mescola. Ma scusa, ma è il risotto di solito va asciugato prima? No, questa qui è una delle due teorie, in modo noi non vogliamo svelare, viene fatta in base alla quantità di acqua, se lo peschi o non lo peschi, capito? E noi siamo dei GAPS, cos'è quello che pesci? GAPS, il gruppo Amici Pescatori, però non abbiamo pescato il riso, facciamo semplicemente perché gli buoni tutti del pescare. Buoni tutti del pescarlo, e ci hanno rivelato che nei ristoranti lo pescano perché vuol manco tempo. Esatto. Però si perde l'amido. Per cui e noi non è che lo stiamo facendo la vendita, cioè ce ne vorrebbe molto di più di tempo di cottura, ma non ce ne vogliono anche. Io adesso darei una rimisciata adesso. Anzi, teniamo il segreto e facciamo vedere solo il risultato finale, altrimenti la sacralità perfetto. Misciata con le mani ne misciata così, ascoltando sempre. Ecco, modo senza far tanta pubblicità, naturalmente, che va il vino lambrusco per
Mantovano. No, non sei troppo un testimone, dopo lo comprano. Copri bene la marca, e fatti dare dei soldi piuttosto. Aprilo e scopriamo se è secco o amabile, perché non. Ma io non sono capace di aprirlo. Adesso che vuoi. Rischio di gira e svita. Tanto abbiamo il riso qui che si passa, perché vedete la fiamma è bassa, canovaccio. Beh, l'Istituto Imperiale, hai che siamo sede imperiale. Ma sciopero di Non farei un buco sul soffitto. Dai modo, un po' di grinta. Sì. Mod! Sicuramente era gasato. Le bon, guarda, un vino quando esplode così le bon, quando il tappo salta così vuol dire che le bon. Sì. Scegli il tappo. Sa da tappo? Il vino che sa da tappo. No, per me è un vino fermo. È solo tasto. Vedete, quella qua. Quindi Mantovani stava veramente sti Gardens. Del resto è la loro Coca-Cola. Allora su una birra. È la Coca-Cola del vino, la brusca. Dai, guarda, invece di notte della cosa fa la schiuma rossa, vuol dire che le buone. E l'ha fatta? No. Sì. Dai, modo. Responso. Non si usa mia, c'è la brusca. Bello pastoso. Ma che bello pastoso. Bello pastoso. Guarda che figata. Guardate con tono rosso sul bicchiere. Bello. Allora le bon. Allora le bon. Quando resta con tono rosso le bon. Io della Coca-Cola. Qua va avanti. Tra poco lo smascheriamo questo riso. Manca 4 minuti, 3. Buoni. Ma allora, questo risotto alla mantovana è lo pronto? È pronto, solo dovete lo mangiarlo. Canovaccio ancora lì e solo mettere in tolla. Il modo ormai si è sfamato con gli antipastini, che ne è rimasto gran pochi. Bene, togliere il coperciolo. Va che meraviglia, va che roba. Non mi dire solo che poi è strano. Voilà. Eccolo qua, prontissimo. Sì. Aveva su morte. A modo. Siamo in 4. Anche non parole. Che di quanto che E quindi anche qua a tavola. Il modo è già iniziato, ha messo il suo formaio che geo. La formaia. Adesso anche noi favoriamo di formaggio abbondante. Posto! Proprio un piattino. Proprio buono, era? Non scucciare. Che ne abbiamo fatto, ragazzi? Qua che ne resta ancora per dopo, eventualmente. Buon appetito e con la ricetta di Geo Lynch più mod all'assaggio.